Avvicendamento ufficiale oggi alla caserma Codotto e Maronese a Padova tra il comandante uscente, generale di brigata Raffaele Vacca, e il nuovo comandante generale della Legione Veneto dell'Arma dei Carabinieri, Sabino Cavaliere. Numerosissime le autorità militari e civili presenti alla cerimonia, che si è svolta nel cortile della caserma, seguita poi dalla consegna del sigillo della città da parte del sindaco di Padova, Flavio Zanonato, al comandante uscente. Nell'occasione il primo cittadino ha elogiato il lavoro svolto dal comandante Vacca in città e ha ricordato il legame di simpatia e stima che li lega. Da parte sua il generale ha voluto citare un esempio per tutti, via Anelli, per sottolineare l'impegno dell'Arma in città e la stretta e fattiva collaborazione avuta dal Comune per risolvere questo problema. Emozionato e pronto ad assumere il suo incarico, ben sapendo le sfide che dovrà affrontare, il generale di brigata Sabino Cavaliere, già comandante della scuola allievi carabinieri a Roma e comandante fino a pochi giorni fa della Legione Allievi con alle dipendenze 7 scuole allievi su tutto il territorio nazionale. Sue anche le onorificenze di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, il distintivo d'onore di ferito in servizio. Quale sarà la prima cosa che farà? Conoscere il territorio e il personale che lavora in questo territorio, che è una cosa importantissima, perché prima ancora di poter assumere decisioni bisogna addentrarsi nella realtà. Siccome, come ho detto nel mio discorso di insediamento, voi siete una terra ricca di tanta storia e siete la terra trainante in questo momento per tutto il nostro paese, è bene conoscervi prima di poter poi decidere sulle varie attività da svolgere. Raccolgo, come ho detto, un'eredità molto importante perché il generale Vacca ha lavorato davvero molto bene. Quindi sicuramente troverò la strada spianata, quindi sarà molto più semplice poter addentrarmi in tempi brevi all'interno di questa realtà.